Atletico quarto contro Ponte Carrega al Monsignor Sanguinetti di quarto alto, la prima occasione per De Ferrari che con il destro manda alto, si allunga poi il pallone Lutero e scappa via ma scivola in area di rigore Torre che evita il gol dello 0-1, ci prova per l'Atletico quarto Villa ma il suo destro termina a lato, lo stesso Villa crossa nel mezzo al minuto 15, stop in area di rigore di De Ferrari che si gira e con il destro trafigge Sicari, gol del numero 11 dell'Atletico quarto per l'1-0 dei padroni di casa. Rivediamo con le immagini De Ferrari che riesce a girarsi e a depositare in rete. Vicino al raddoppio l'Atletico quarto con Morini su corner che però non riesce ad indirizzare la palla verso la porta e direttamente su rinvio del portiere Sicari che c'è l'occasione più grossa del Ponte Carrega nel primo tempo. Sanna col destro però manda a lato. Allora l'Atletico quarto prova e può andare sul 2-0 grazie a questo calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Dal dischetto va Guglielmoni che si fa ipnotizzare da Sicari. Si rimane sull'1-0, ghiotta occasione divorata dall'Atletico quarto. Allora prova ad approfittarne il Ponte Carrega ma Lutero davanti a Torre calcia troppo debolmente. Nella ripresa il Ponte Carrega rimane in 10 per l'espulsione di Apicella, ci prova però con Sanna, il suo sinistro dalla distanza non trova la porta, trova invece il calcio di rigore il Ponte Carrega per questo contatto di mano in area di rigore della battuta, si incarica Sanna che però sbaglia il secondo rigore di giornata. Da qui la partita diventa molto nervosa, un battibecco tra gli allenatori delle due squadre, viene allontanato mister Sarpero del Ponte Carrega. L'Atletico quarto ha l'occasione per chiuderla con Accardo, il suo sinistro è potente ma Sicari dice di no, la partita finisce decisamente male perché Gulli viene espulso per questo brutto fallo su Richelmi, si scatena un parapiglia, il signor Moltini da Genova opta per far finire la partita dopo 5 minuti di recupero, il Ponte Carrega frena, l'Atletico quarto ora vede i playoff.